Siamo a Casale di Scologgia, in provincia di Padova. Qui ogni anno si tiene uno dei carnevali più belli del Veneto, da qui il Carnevale del Veneto. Oltre alla festa di Carnevale, qui si terrà tra poco, come ogni anno, la prima selezione di Miss Italia Veneto, qui a Casale di Scologgia. È da qui che partiranno tra qualche minuto i carri allegorici. Alcuni superano l'altezza dei 14 metri. E infatti è Lombardia, Arlecchino una maschera della commedia dell'arte che nasce in territorio bergamasco, seppure con alcune influenze francesi. È proprio qui che tra qualche minuto si terrà la prima selezione di Miss Italia Veneto, proprio in questa bellissima piazza. Allora dicevo, eravamo qui con Rachele Risaliti proprio 15 giorni fa perché gli amici del Carnevale del Veneto, facciamo un applauso per il comune di Casale di Scologgia, per l'associazione del Carnevale del Veneto che ogni anno da 69 anni ripropongono tutto questo, hanno deciso di avere Miss Italia madrina dell'inaugurazione. Capisco che dovete fare i filmatini coi telefonini, avete tutte le mani impegnate, ma magari una mano contro l'altra fate l'applauso. È incredibile, tutti col telefonino, tutti per fare è il bello dei social, è questo. Eccolo qua, anche lui proveniente da una famiglia di carnevalari doc.
bellissime veramente tutte quante.
dire se è arrivato il messaggio, Allora, dammi volume sulla linea, così. Sentite? Vai, vai! Allora, tu hai partecipato a 100 vetrine, registi vari, soap opera da 2010-2015, non lo so, registi vari è bellissimo, registi vari, perché ha letto la didascalia su Wikipedia. No, io non ho, scusa Alex, mi è stato consegnato. Vieni qua che ci avviciniamo. Fischia? No. Allora no, perché io voglio stare vicino a voi. Sì, va bene, ma tanto 100 vetrine ragazzi è finita. Noi abbiamo appena finito. Come mai? Dai, spiegaci abbiamo perché appena finito di girare invece una bellissima fiction che sarà in onda tra poco, che si chiama Sacrificio d'amore. È girata tutto nel Novecento, io faccio un conte e spero insomma, che vi piaccia. Adesso andrà in onda sul canale 5.